Abbiamo sentito dell'altissimo numero di contagi e morti in Brasile, ma le cifre reali in America Latina probabilmente sono anche molto superiori a quelle ufficiali, perché diversi stati infatti omettono o ignorano il numero delle vittime. Il caso dell'Ecuador. Romana Fabrizi. In fila con la mascherina davanti agli ospedali, la sanità in Ecuador è al collasso, il virus colpisce qui un paese già in profonda recessione, senza riserve economiche, e il governo comincia un programma di austerità. Il presidente Moreno si dimezza lo stipendio, un gesto simbolico, ma la popolazione è alla fame. Dai dati ufficiali 30.000 contagi e oltre 2.200 decessi, ma secondo le stime sarebbero molti di più. Fabio Scotto di CEFA, una ONG al lavoro nel paese da anni. L'indice di povertà, soprattutto nelle aree rurali, arriva a superare il 40%. Il 30% e oltre della popolazione vive di attività informali, rendendo di fatto quasi impossibile poter rispettare la quarantena. Le cifre del registro civile parlano di oltre 14.000 morti, superiori alla media. Le bare in legno semplice, in cartone, le sepolture a decine. In alcune province si denunciano cadaveri lasciati in strada e dati alle fiamme, e il virus è arrivato anche in Amazzonia tra le popolazioni indigene. 2 persone sono morte, 14 risultano contagiate. Chiediamo aiuti al governo. Siamo 700 persone, rischiamo